Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita, anche se sta uscendo adesso che è lunedì, di Genoa-Cagliari, finita con il risultato di 0-0. Io su questa partita ne ho viste e ne ho lette di ogni, veramente. C'è gente che dice tutto e il contrario di tutto. E come sempre io non sono il depositario della verità, io non conosco la verità assoluta, quindi anch'io vi dirò la mia opinione. E secondo me bisogna essere contenti soltanto del risultato. Continuo a pensare che il Genoa non sia questa grande squadra che si voglia far passare, sicuramente sarà una delle pretendenti per salire subito in Serie A, su questo non ci piove, ma secondo me ci si sta un po' modificando quella che è il reale organico del Genoa, che è un'ottima squadra, nessuno lo mette in dubbio, però secondo me bisogna declassarlo un pochino, perché anche il Genoa visto venerdì non è un Genoa strabiliante, salvo alcune sortite di giocatori offensivi, tipo quello che ha preso il palo, adesso non mi ricordo, Gudjonsen, una cosa simile. E per il resto, il Genoa, secondo me, vive dei favori di quasi tutti, dei pronostici di quasi tutti, per il semplice fatto di essere una squadra molto molto quadrata. E questo è assolutamente un pregio, ma non dà automaticamente la certezza che il Genoa possa essere la squadra che ammazza il campionato, cosa che si vuole far passare questo. Cioè, l'idea che hanno tutti è che il Genoa ammazzerà il campionato o che il Cagliari lo ammazzi, cosa proprio sbagliatissima. Comunque, lasciando perdere il Genoa, che non me ne vogliano i tifosi genoani, questa è la mia idea ovviamente, come ho detto non sono il depositario della verità. Parliamo del Cagliari. Allora, primo argomento su cui mi sento di dissentire dalla maggior parte, Radunovic non ha giocato bene secondo me. Non ha giocato bene, ha fatto qualche parata, non lo metto in dubbio, ma da qui a dire che ha giocato bene ce ne passano, perché allora Cragno non si sa quante partite hanno giocato bene. Però Cragno era sempre insultato, tutti che lo insultavano. Mo Radunovic ha fatto due parate in croce, tra l'altro male, le ha fatte anche male. Oh, c'avevamo un portierone, quando fino all'altro giorno erano tutti che gli bestemmiavano contro. Adesso c'abbiamo il portierone. No, no, perché Radunovic rimane un portiere mediocre che non infonde sicurezza. Non è cambiato nulla. Leggo gente che scrive: dalla prossima partita in cui farà male, tutti torneranno a criticare Radunovic. Ma parliamoci chiaro, quando è che ha fatto bene? Perché contro il Genoa ha fatto due parate in croce, ma non significa aver fatto bene. Bisogna avere un po' la cultura di saper ridimensionare le cose. Perché a Cagliari, specialmente nell'ambiente Cagliari, ho notato che è molto presente questa cosa che se quando succede un giocatore fa bene, subito dopo finire la partita, quello è un campione, non si tocca. Fa una prestazione non così strabiliante, è una pippa. Cioè noi passiamo da un estremo a un altro. Da un estremo a un altro. Che è una cosa sbagliatissima. Ecco perché io chiacchiero sempre e mi vedete sempre, diciamo, negativo. Perché io faccio giudizi su più dati. Prendo ispirazione da più cose, non mi fermo soltanto alla partita in sé, vado ad analizzare anche quello che c'è stato prima. Ok? Quindi, mo non osanniamo Radunovic, non osanniamolo. Ok? Invece, secondo me, chi c'è da osannare, secondo me, chi ha fatto bene è stato Altare. Altare che mi è piaciuto veramente tanto. Non è esente da colpe anche Altare, però in fase difensiva mi è piaciuto molto. Specialmente nel primo tempo, quando ha fatto uno spalla a spalla con Coda, è caduto a terra e poi rimasto a terra è riuscito comunque a scalciare via la palla al giocatore del Genoa che stava per entrare in area senza fare fallo. Un qualcosa di veramente fenomenale. Lì c'è stato soltanto da applaudirlo Altare.
Goldaniga. Goldaniga non mi è piaciuto. Sicuramente una prestazione migliore a quelle viste fino ad ora, specialmente contro il Venezia, ma rimane comunque una prestazione insufficiente come rimane insufficiente quella di Ripardo. Continua a non convincermi perché io nel primo tempo sono stato costretto, non so quanti di voi se ne siano accorti, a vedere Luvumbo andare a stare davanti 2 metri e mezzo a Di Pardo per cercare di coprirlo. C'è un'ala destra che indietreggia così tanto, un'ala destra straoffensiva che indietreggia così tanto costretto a coprire il terzino destro. Cose allucinanti. Poi nel primo tempo abbiamo visto anche una squadra che giocava in 11 dietro la linea del pallone. Cioè, ma se può vedere una cosa simile, in 11 dietro la linea del pallone. Allucinante, allucinante. De Iola secondo me è uno dei migliori in campo perché è stato uno dei pochi che ci ha provato concretamente. Ovviamente i piedi di Alessandro sono quelli che sono, però non gli si può negare che è stato uno dei pochi che ci ha sempre provato. Quindi chapeau, come direbbe Castano, a De Iola. Mancò su male, ma bisogna anche capire che stiamo parlando di un ragazzo di 34 anni, trequartista, messo a fare l'ala sinistra. È chiaro che la fascia non se la fa, non se la fa. Però il problema più grande di questo Cagliari rimane la sterilità là davanti. C'è stato un fil rouge praticamente per tutti i gol che ha fatto il Cagliari, ovvero derivano da azioni estemporanee o da calci piazzati o da azioni del singolo. Non c'è mai stata un'azione corale che abbia portato poi a un gol del Cagliari. Facendo per esempio il paragone con il Genoa faceva una cosa che io non vedo fare al Cagliari da anni, ovvero giocare a memoria. Quindi senza che uno debba per forza stare con la testa alzata, loro riuscivano a passarsi la palla, anche non guardando la parte del campo in cui stavano per mandare la palla. Loro giocavano a memoria. Il Cagliari ha provato 2 o 3 volte a fare passaggi a memoria, specialmente per la Padula, e sono andati a fare in culo. La Padula è un giocatore che io ritengo sia fantastico per la Serie B, se messo in condizione. Ritengo che la Padula non sia messo in condizione in questa squadra, ma ritengo anche che sia lui a non volersi mettere in condizione a questo punto, perché più lo guardo e più mi sembra un corpo estraneo in campo. Anche se, devo dire, nel primo tempo contro il Genoa ho visto un Lapadula che andava a pressare ogni tanto, non sempre però ogni tanto, il portatore di palla del Genoa, specialmente nella loro metà campo. Che è comunque un qualcosa che mi fa piacere vedere perché mi dimostra che tu hai grinta e vuoi fare bene. Però rimane insufficiente la prestazione di Lapadula. Rimane altamente insufficiente. Ritengo leggermente più sufficiente quella di Nandez, ma anche lì stiamo parlando di un giocatore messo fuori ruolo perché da mezzala Nandez non ti rende. Non ti rende. In questa partita è mancato tanto Rog. Secondo me è mancato tanto. Nandez mezzala. Non si può fare. A sto punto meglio terzino destro. Lo preferisco. Poi che altro c'è da dire? Che altro c'è? Non mi viene nient'altro in mente. Ah, secondo me Lumumbo dal primo minuto è una cazzata. Ve lo dico proprio spassionatamente, perché ottimo giocatore, ottima tecnica nonostante quel contropiede mangiato, o meglio quel contropiede che non è andato a buon fine, però abbiamo visto palesemente come Lumumbo sia quel classico giocatore che tu devi mettere a metà del secondo tempo perché manda in pappa la difesa avversaria. La manda in pappa. Dal primo minuto sicuramente è un ottimo giocatore, le sue
abilità di certo non cambiano se entra dal primo minuto o al 75esimo, ma fa tutta la differenza del mondo. La fa tutta. Il posto di Lumbo l'avrebbe potuto prendere Nandez, e al posto di Nandez tu avresti potuto mettere un Viola che ti dava più visione di gioco, e soprattutto avere un mancino in squadra non è una cosa così malvagia, quindi non lo so. Non lo so, mi salvo soltanto il punto, salvo soltanto il risultato, anche se comunque non mi soddisfa per niente. Però ora testa al Brescia e vedremo cosa riusciremo a fare. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!